Allora, siamo con Cristiano Villari al termine di questa partita che ha sancito l'eliminazione dell'M Servizi di Gianicolo. In tutte e due le partite siete passati in vantaggio, poi c'è stato il rientro della Venere. Cosa può essere mancato in questo playoff per poter arrivare ad Alba? Vabbè, poi alla fine il tasso tecnico secondo me è uscito fuori. Siamo una bella squadra noi, una bella squadra loro, forse loro qualche cambio in più perché noi eravamo abbastanza in pochi, l'avete visto voi stessi. Prima dell'andata abbiamo perso pure Mastrelli, che era uno dei nostri terminali comunque offensivi. Però pazienza, dico la verità, io colgo l'occasione stasera della partita, parlo poco, siamo usciti e sono contento comunque di essere uscito a testa alta perché abbiamo tenuto testa nelle due partite. E stasera voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi perché insomma per sta maglia hanno veramente dimostrato tutto, sono gli ultimi 10 baluardi, 11 quanti eravamo, ci metto Ulisse che stasera non c'era, mi sembra di non dimenticare nessuno, insomma che hanno dimostrato di essere per prima cosa uomini e poi calciatori. Questi sono tornei amatoriali che si vince probabilmente prima con gli uomini e poi con i calciatori. Forse dovevamo avere qualcuno in più, qualcuno che ci ha abbandonato per strada, qualcuno che vicissitudini varie, purtroppo. Però oggi non mi va di guardare niente indietro, tra l'altro l'avevo già anticipato e non mi va stasera di fare polemiche di nessun tipo, non voglio scendere in polemica, mi sono promesso di non fare polemica con nessuno, con qualche guerriero da tastiera che su internet continua a insultarci, noi non scendiamo sul livello loro, quindi vogliamo solo rimanere con belle parole nell'organizzazione, salutiamo tutti perché comunque sono amici, sono tanti anni che giochiamo qua. Li conosco da quando questo circolo aveva un campo di calcetto e basta e l'M Servizi non farà la Serie A il prossimo anno e a questo punto possiamo dire, non diciamo il nome della squadra ancora, diciamo che faremo probabilmente una fusione, io sparirò e questo consentirà a qualcuno di gioire questa sera, apriranno bottiglie e almeno gli arbitri non potranno squalificarmi perché verrò a vedere le partite da semplice spettatore e amante di calcio. Però è bene che i ragazzi possano continuare e vediamo se poi il prossimo anno magari potranno dire la loro comunque in questo campionato. I ragazzi continueranno, allora la domanda è d'obbligo: quanto può resistere Cristiano Villari lontano dai campi, dentro i campi e fuori dal campo, quanto puoi resistere attaccato alla rete prima di tornare qui dove tutti ovviamente ti aspettano? Questa è una bella domanda perché è naturale che già mi hanno detto di fare l'allenatore, ma ho rifiutato, ve lo dico, perché comunque sono abbastanza stanco, perché credo che poi per fare questi tornei l'obiettivo alla fine è divertirsi e sinceramente non mi diverto più perché comunque le tensioni, lo stress, insomma, ho visto troppe cose che non mi sono piaciute, gli organizzatori lo sanno, gliene ho parlato e c'è stato anche un periodo della stagione insomma, in cui sono state strumentalizzate delle nostre parole e quindi sono abbastanza stanco. In questo momento, questa sera, al di là dell'eliminazione, sono felice proprio perché è finita la nostra lega, la mia lega almeno personale. Mi dispiace per i ragazzi perché si meritavano di andare avanti. Vediamo, dai, il prossimo anno io spero che loro andranno benissimo con la squadra nuova e quindi a quel punto vuol dire che non servirà nessun allenatore in panchina nuovo e niente. Vediamo se il nuovo allenatore arriverà al panettone, dai.